Appassionati di futsal, buonasera finalmente dal Palatoliv, risolti i problemi tecnici, concentriamoci subito sulla gara appena iniziata, non abbiamo perso moltissimo, le due squadre sono ancora sullo 0-0 e lo scontro salvezza tra la Cyber Telaniene e il Lynx Latina è iniziato quindi con molte emozioni, c'è tanta tensione, si respira aria di molto pesante in campo, perché 3 punti oggi possono valere molto più di 3 punti. Andiamo a leggere le formazioni in questo momento di pausa. La Cyber Telaniene con Mariano, Anas, Medici, Schinina, Cullani, Taloni, Villalva, Alemao, Pilloni, Faziani, Sanna, Mazzoni e Costantini. La Lynx Latina affronta la Cyber Telaniene con Aiello, Yander, Johnny, Greco, Iodi, Lo Cicero, Maggi, Menichella, Miserina, Palmeggiani, Rabl, Schleder, Sportolotti e Tavares. Questi dunque i protagonisti della 17ª giornata. Ora concentriamoci sulla gara. Sanna anticipato, la rimessa laterale è nero-azzurra, battuta in questo momento da Rabl. Sanna per Taloni, Schinina si appoggia a team, solito lancio in avanti, Lo Cicero, lo scambio non riesce, il pallone sorvola tutto il campo per uscire poi lungo il cerchio di centrocampo. Ora c'è Taloni sul punto di battuta, pronto ad iniziare l'azione giallo-nera. Lo scambio con Mazzoni, Schinina di prima cerca il lancio proprio per Mazzoni, arriva Schinina, Sanna 1-2, non riesce, può partire adesso il Latina, ma Mazzoni entra deciso e allontana il pallone. Gara iniziata da appena 2 minuti. Schinina controlla per Sanna che non appoggia, forse anche spinto. Riparte il Latina, siamo già dall'altra parte. Schinina ritorna, poi lotta, ma alla fine vince il possesso. Ora Taloni, ancora all'indietro per Schinina, arriva Jautim di prima, filtrante per Sanna, allarga tutto per Schinina, ottima azione della Cyber Telaniene che non trova, e poi all'improvviso Mazzoni la sblocca con una bomba, è arrivato a carrello, un'azione che sembrava finita, ma il numero 35 era lì in agguato e ha colpito la Lynx Latina. 1-0, si sblocca il parziale qui al Palatoliv. È arrivato quindi il vantaggio, la prima rete dell'incontro, la prima rete in casa del 2020 della Cyber Telaniene è di Vinicius Mazzoni. Ora ricomincia il Latina. Rabl. Ora Taloni, il dribbling, arriva anche Sanna a supporto. Taloni sceglie di rigiocare all'indietro per Mazzoni. Ancora Taloni. Porta palla, la tiene. Ora Mazzoni prova un dribbling. La palla arriva allo Cicero che ha spazio, cerca Palmeggiani, ancora Lo Cicero. Poi il controllo di ritorno è difettoso e Jautim quindi può bloccare la sfera e lanciare Taloni subito di prima. Manca anche lui il controllo e quindi si spegne sul fondo il tentativo di capitano Taloni. Palmeggiani con all'indietro, sale la pressione, c'è Mazzoni in agguato, ancora Mazzoni messo giù,
tutto regolare. Si rialza anche lo stesso giocatore della Cyber Telaniene. Entra in questo momento anche Villalba, pronto a battere la rimessa laterale. Indietro per Anas. Schinina, ancora Anas. Villalba lo troviamo già dall'altra parte dopo la rotazione. Attenzione qui il rimpallo sul lancio di Schinina, colpito Lo Cicero con un Joe Team già uscito dallo specchio della porta. Ora Anas prova di testa, la palla però esce non di poco. Schinina capisce le intenzioni dell'avversario. La pressione ancora di Schinina, veramente indiavolato, non lascia respirare la squadra avversaria. Latina adesso con Lo Cicero, vince un duello e guadagna la rimessa laterale. Battuta in questo momento, viene servito Rabl, fermato da Sanna, ancora Lo Cicero. La pressione, Anas guadagna il pallone, arriva di nuovo Schinina, la lascia indietro per Sanna e ora Villalba a mettere un po' di pace e tranquillità nel possesso palla giallo-nero. Nas chiede a Sanna un movimento, pallone leggermente impreciso, cenno di intesa comunque tra i due giocatori. Rimessa in gioco della Lynx Latina in questo momento, solito giro palla a due, arriva adesso il terzo ma arriva anche Sanna a rubare palla, ci pensa poi definitivamente Villalba che ricomincia da Joe Team. Ora Sanna in qualche modo riesce a bloccarla e da per terra la conclusione, rischiando quasi il fallo per gioco da terra. In campo adesso Cullani, classe 2003. Giovane talento fresco di convocazione nella nazionale italiana Under 19. Mentre ricordiamo per la nazionale maggiore la convocazione ancora una volta di Angelo Schinina. Attenzione perché adesso Cullani ha spazio, la bomba di Cullani, la seconda, e ancora la parata, si salva in Latina e poi il palo e arriva alla fine Edu Villalba per il raddoppio giallo-nero. Ci ha provato 4 volte Cullani e poi è arrivata la zampata decisiva di Villalba a portare l'Aniene sul 2-0. Ottimo inizio di gara per la Cyber Telaniene. Inizio invece molto in salita per la squadra nero-azzurra. 14-25 alla fine, il punteggio è cambiato 2 volte, siamo 2-0 per la Cyber Telaniene. Relatina Anas, Alemao per Villalba, ricomincia Villalba, Joe Team, solito lancio alto, si salva ancora con un po' di apprensione ora il portiere della Lynx Latina. Alemao con la sua solita tranquillità. Anas, ancora Alemao, grandi ex della partita sia Anas che Alemao, che vediamo in campo. In panchina c'è anche Pilloni. E lo stesso Mazzoni che ha sbloccato l'incontro. Lo Cicero supera Villalba, il pallone però è uscito, quindi ci sarà rimessa laterale
per la Cyber Telaniene. 13 minuti e 31 secondi alla fine del primo tempo. Anas, grande dribbling di Anas nella sua metà campo, pallone per Cullani che la lascia scorrere a Villalba, non ci arriva, è il numero 11 giallo-nero, possesso quindi che diventa nero-azzurro. Corallo Cicero, fallo di Cullani ai danni di Tavares, rimasto a terra, si rialza però, nulla di grave per il giocatore del Latina. Comunque fallo non cattivo del giovane della Cyber Telaniene. Ora Tavares cerca Yader. Anas sul punto di battuta, nessuno dell'Aniene vicino, infatti lo Cicero può stoppare. Giro palla ora del Latina, cercare la profondità. Viene in mezzo Yander, pallone centrale, capisce tutto Anas che riparte, break di Anas, sgambettato e cartellino giallo per il capitano del Latina, Lo Cicero. Occasione Aniene, 12:49 alla fine. Sul punto di battuta la lunga rincorsa di Sanna o Alemao. Uno dei due calcerà verso lo specchio della porta o cercherà un suggerimento dentro l'area di rigore dove ci sono Villalba e Anas. Parte Alemao, la lascia per Sanna. Anas ha provato per Villalba ma la difesa del Latina ha sventato la minaccia. Ora Tim per Sanna, ha spazio, può anche guardare la porta. Anas, Alemao, sale la pressione del Latina. Ora Villalba, gioco di gambe di Villalba. Poi Lo Cicero senza fronzoli, allontana Tim. Villalba la appoggia, la mette giù. Sanna, ancora Alemao. Anas tra le righe per Villalba, per Sanna, ha preso un po' in controtempo ma riesce ugualmente a tenere vivo il possesso. Anas, grande gioco di gambe, in mezzo a due, ricomincia però. Ora Villalba, di nuovo la sfida contro Lo Cicero. Cicero capisce tutto ma c'è Sanna, la Niene è compattissima. Ancora Villalba, Alemao. Team pressato, allontana nel nulla, si riprenderà con una rimessa dal fondo ma è tutto fermo perché il Latina ha chiesto il time out.
Fischia l'arbitro, si riprende con Maggi che cerca Lo Cicero. Giro palla del Latina molto intenso. Vediamo se questo time out sarà servito al tecnico Nitti. Attenzione perché Sanna ha rubato il pallone improvvisamente e si è guadagnato un calcio d'angolo. Dicevamo, se questo time out il mister Nitti ha dato istruzioni, questo... Attenzione perché c'è Sanna, ancora la botta del numero 29 giallo-nero che trova la rete del 3-0. Ancora la firma di Sanna al rientro dopo la squalifica nel match di Napoli contro la Sandro Abate. Ora ancora Sanna, passa però molto bene Rabl in mezzo a due, anche il terzo con fatica. Schirina poi si oppone, ora Sanna può ripartire, è da solo però. Sfuma ora il possesso giallo-nero. 11 e 6 secondi alla fine. 1-2 di Rabl, ora Maggi. Scavetto molto bello a cercare un suo compagno, pressato da Nas fallosamente. Quindi calcio di punizione per il Latina. Punizione Latina con Aiello sul punto di battuta. C'è anche però Lo Cicero pericolosamente e ora però si muove, entra dentro. Esce Tim, parata facile per estremo difensore giallo-nero, il pallone passa per Anas, supera Maggi ma si allarga troppo e non riesce a tenere il pallone in campo. Aiello chiama lo schema, pallone lungo, Tim addirittura con il petto fuori dall'area di rigore. Villalba, gioco di gambe bellissimo, momento in porta praticamente Anas, ma poi Maggi riesce a servire. Attenzione perché c'è gioco fermo e arriva il cartellino giallo, vediamo per chi, per Anas. Quindi anche Anas entra nell'elenco dei cattivi. Quarto fallo Saibert-Laniene. Batte Lo Cicero, 1-2 con Greco. Aiello. Lo Cicero cambia gioco per Aiello. Ancora però manovra bassa della Lynx Latina, arriva anche Palmeggiani, chiede supporto a Maggi che si improvvisa dribblatore. Ora Lo Cicero la mette via, ostacolato dalla pressione di Sanna. Mazzoni. 10 esatti alla fine, siamo a metà primo tempo, la Saibert-Laniene conduce per 3-0. Ora Palmeggiani, ma c'è Sanna a mettere il pallone in fallo laterale. Batte Aiello per Greco. Tra le proteste della panchina giallonera. Schirina. Mazzoni non capisce l'intenzione del compagno. Possesso sfumato, c'è già Aiello sul pallone, ingaggia proprio nel duello Mazzoni. Lo scarico intercettato da Sanna, è ancora buona
ma ricomincia il tiro dal proprio portiere. Blocca Greco, Taloni gliela scippa. Quindi parte il Latina con lo Cicero, cerchio di centrocampo superato. Ancora lo Cicero prova un gioco di gambe, scarica poi Aiello. Greco supera Taloni, supera anche Sanna, scarica lo Cicero. Iniziativa Latina con lo Cicero, il pallone però è uscito. Si riprenderà con una rimessa laterale per la Saibert-Laniene. Sul punto di battuta c'è Vinicius Mazzoni. Indietro per Lillo Schininà, pallone che non arriva a Medici, ma poi se lo va a riconquistare. Otto e 44 alla fine del primo tempo. Possesso nero-azzurro. Batte Palmeggiani. Di nuovo per lo Cicero. Shelder, il nuovissimo arrivato in casa Latina. Ancora lo Cicero. Ragazzi, va bene, rientra, ma Maggi con un po' di difficoltà controlla questo pallone, poi cerca Palmeggiani, spinto, ma il pallone era uscito per fortuna della Niene, perché se no sembrava già il quinto fallo con 8 da giocare. Schininà, gran palla per Mazzoni, capisce tutto, un'ottima giocata il portiere Maggi. Ora ritmo che sale, c'è già Taloni dall'altra parte, di nuovo controllo sbagliato, stava favorendo l'ennesimo contropiede. Medici, Taloni di prima, sbaglia totalmente la misura del passaggio, pallone che finisce sugli spalti del Palatuliv e rimessa laterale Latina, battuta in questo momento. Esce bene ora il Latina, lungo linea a cercare Rabble, pallone in mezzo però trova Schininà. Ora Medici in profondità per Mazzoni, ricomincia saggiamente da Schininà, ancora Mazzoni, stavolta c'è Taloni, lo serve, Taloni prova il tiro di prima, la parata di Maggi. Si lotta su ogni pallone, nonostante il 3-0, partita tutt'altro che chiusa. Ora Tavares esce molto bene, almeno in un primo momento, poi Mazzoni ha conquistato il pallone, ora Schininà. 1 contro 1, spazi chiusi, ricomincia da Taloni. Ancora Schininà. Medici. Schininà la lascia a Tim lunga per Taloni. 6:35 al termine del primo tempo. Gara fin qui saldamente in controllo della Saibert-Laniene, avanti per 3-0, ma il Latina comunque non molla. Ora lo Cicero. Tavares prova la conclusione, non può impensierire la porta difesa da Joao Tim. Tim che inizia adesso l'azione. o entra o va seduto. Sono 5 minuti che stai pieno. Buono spunto di Rabble su Schininà, ha trovato lo spazio per la conclusione, uscita non di molto. L'Alba. Schininà di prima, pallone leggermente impreciso per Medici. Arriva a Maggi che ricomincia l'azione.
tanti errori ora in fase di impostazione. Scrina può andare, la solata, poi grande parata di Maggi che adesso parte, va oltre il centrocampo, fermato poi dalla pressione di Villalba. Attenzione perché la Latina è senza portiere, Anas ne approfitta ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Pressione altissima ora, Tavares se la cava lanciando il suo compagno, il pallone però finisce in fallo laterale. 5:24 alla fine del match, del primo tempo, scusate. Entrato nel frattempo Alemao, suggerimento per Medici, il pallone viene toccato da Rable, quindi rimessa laterale giallo-nera. Sul punto di battuta pronto Villalba, riceve palla Alemao, c'è il movimento di Anas, ma Alemao ha tirato forse in porta. Maggi cerca lo Cicero, spalle alla porta contro il suo ex compagno Alemao e lo ferma. L'Alba con l'esterno per Medici, spinto da Rable. Latina che commette il terzo fallo. Gara tutto sommato corretta nonostante i 7 falli fischiati. Non ci sono stati brutti falli, sono più che altro spinte e contrasti duri. Ma le due squadre si rispettano molto. Ora Villalba per Medici. Anas, ancora Villalba, elude l'avversario, poi Medici ha provato con un cucchiaio, fermato però da Maggi, e quindi riparte il Latina. 4:23. Rable, duello con Anas, lo tiene a distanza. Può giocare ora ancora il Latina. Yander costretto a ridarla a Maggi, che però ha già toccato il pallone all'interno della stessa azione, e quindi sarà calcio di punizione indiretto per la Cybert Laniene, che ha chiamato in questo momento il time out. Giocatori di nuovo in campo, si riprenderà con un calcio di punizione indiretto. Ci sono già Sanna e Alemao sul punto di battuta. Probabilmente Alemao la toccherà per Sanna. I due stanno già trovando una soluzione. Fischia l'arbitro in questo momento. Alemao la tocca per Anas. Una grande risposta di Maggi, si oppone con tutto il fisico. Ora Anas, palla alta per Sanna, prova con il mancino, conclusione da dimenticare per
Rafa Sanna. Abl. (3:42) al duplice fischio. Ora Rable, controllo incerto, ne approfitta Villalba e ricomincia saggiamente da Alemao. Sanna centrale, raddoppiato, perde palla, riparte in Latina con Yander, filtrante, Tim la tiene lì, ma un giocatore in Latina è rimasto a terra dopo questo contrasto. Si tratta di Palmegiani, che comunque si rialza, nulla di grave per il numero 17 nerazzurro. Lo stesso poi restituisce palla, ancora dolorante in viso. Jotim. Sanna. Alemao per Anas. Il Latina conquista un calcio d'angolo sulla pressione. Ora Ioni, fermato da Sanna. Si avvicina Yander, si ricomincia però da Rable. Ancora Yander per Iodi. Rable. Nassali sottrae il pallone, cerca Sanna che si impegna, ma riesce a mantenere vivo il possesso. Ora Alemao, Villalba, ancora Alemao, tiene un po' il possesso. Ora Tim, il solito lancio, Sanna si impegna ma non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa laterale quando mancano 2 minuti e 19 secondi al termine del primo tempo, che vede la Cyber Traniana in vantaggio per 3-0. La pressione ancora di Anas che mette in difficoltà chiunque. Pallone spedito direttamente in fallo laterale. Può giocare ora un'azione offensiva l'Aniene. Alemao, Lo Cicero. Villalba contro Palmegiani. Tunnel di Villalba, prova la conclusione, il pallone rocambola nei piedi di Lo Cicero, ma Alemao capisce tutto, riparte l'Aniene, è un 3 contro 2. La palla passa e l'arbitro assegna la rete. Non abbiamo visto bene che c'erano parecchi giocatori davanti, ma il pallone da un tiro di Villalba è carambolato in rete, nulla ha potuto Maggi. 4-0 Aniene. Campo di nuovo Cullani, va adesso subito in pressione. Posta in Latina. Agnello contro Schinina. La prende Villalba. Schinina prova il tiro di prima. La parata di Maggi in 2 tempi. La Latina già dall'altra parte con Greco. Rientra però l'Aniene. Lo Cicero. Agnello ancora per Lo Cicero. Continua a girare palla adesso in Latina, poi Greco, la conclusione non può ferire Jotim, la blocca senza problemi. Ora Cullani con il petto la fa sua.
Poi Anas per Villalba. Ancora Anas. Schirina cerca di nuovo Cullani, la mette giù, riesce a girarsi. Cullani messo giù involontariamente dall'avversario Lo Cicero. È solo rimessa laterale per la Saibert Laniene. 34 secondi alla fine. Anas forse gestirà il possesso Laniene. Vediamo come si sviluppa quest'ultima azione. Il pallone arriva a Joao Tim. Lancio basso per Anas che non riesce a trattenere il pallone. Raiello, 18 secondi, forse c'è tempo per un'ultima azione. 10 secondi alla fine. Il tiro a sorpresa di Rable non è uscito di moltissimo. Comunque nella traiettoria c'era Joao Tim. Ora 8 secondi. Pallone lungo per Cullani. Manca l'aggancio. Tim, 3 secondi. Palla alta. Suona la sirena, fischia 2 volte l'arbitro, finisce il primo tempo con l'Aniene in vantaggio per 4-0.
Doc. Doc. Tutto pronto, siamo di nuovo qui al Palatu Live per assistere insieme al secondo tempo della sfida tra Cybertel Aniene e Lynx Latina. Punteggio sul 4-0 per i padroni di casa. Lascia scorrere Team. Sanna, Schinina. Taloni pronto a battere. Lancio di Team per cercare la testa di Sanna. Lo Cicero porta palla lungo l'out di sinistra. Yander. Palla dentro. Palmegiani non controlla la sfera. Team cerca di nuovo Sanna. La palla finisce sulla testa di Rable e sarà calcio d'angolo giallo-nero. Pronto a battere Capitan Taloni. Dentro l'area Mazzoni e Schinina, la palla alta è per Sanna, la fa partire. Conclusione da dimenticare. Buona, 12, assegna. Yander. La palla arriva a Palmegiani che si impegna, la tiene viva. Poi Schinina la mette fuori. Si riprenderà con un calcio d'angolo per la Lynx Latina. C'è in agguato lo Cicero. Pallone proprio per lui, il controllo si allarga, prestato da Sanna, costretto a ricominciare dal proprio portiere. La Palmegiani. Dallo Cicero la lascia lì molto bene per Rable. Mazzoni capisce tutto, la porta avanti Schinina, all'indietro per Taloni. Sanna. Team palla tesa, impossibile da arrivarci per Sanna. In campo adesso Greco per la Latina. Controllo così e così di Greco. Sul punto di battuta Taloni. Palla alta, si libera Sanna. Palmegiani va giù. Viene fischiato un presunto fallo di Sanna. Ora Taloni riguadagna il pallone. Sanna. L'indietro per Schinina. Si abbassa anche Mazzoni. Il pallone è per Team. Ancora Mazzoni. Palla alta. In due tempi Greco la fa sua. Appoggia allo Cicero. Rable. La rimessa laterale sembrava per l'Aniene, ma in realtà poi l'arbitro ha indicato la porta di Joe Team e quindi è nero-azzurra. Ora Greco, buona giocata. Sanna rinviene, poi viene messo giù. È tutto regolare, è di nuovo rimessa laterale dalla parte opposta. Ma Rable, la conclusione è potentissima, fermata però dal ginocchio di Mazzoni. Palmegiani, lo Cicero, 1-2.
Villalba appena entrato si appresta a battere rimessa laterale. Taloni, ottimo passaggio per Mazzoni, all'indietro per Schininà. Arriva Edu Villalba in difficoltà sul controllo, la grande botta di Lo Cicero, la grande risposta di Joe Team. Calcio d'angolo Latina, c'è Lo Cicero in agguato fuori area. Greco va giù ma il fallo è il suo e quindi Schininà inizia l'azione. Taloni prova un filtrante per Mazzoni, la palla passa ma Rabl ci mette il piede. Taloni, ora Lillo Schininà, fase di impostazione. L'Alva esce benissimo l'Aniene, 3 contro 2, Schininà punta deciso, Rabl ma nel controllo è difettoso e quindi regala la rimessa laterale alla Lynx Latina, a battere con il proprio numero 13 Rabl. Pallone per Maggi. La palla passa, c'è Villalba però a difendere l'area di rigore. Ancora Lo Cicero, Mazzoni capisce tutto. Taloni messo giù. Fallo commesso proprio dall'altro capitano. Il duello tra le due leader, Taloni e Lo Cicero, con il fallo commesso da quest'ultimo. Latina che ha già commesso 2 falli. È entrato anche un altro ex della gara, Stefano Pilloni. È iniziato la stagione proprio con il Latina, arrivato all'Aniene in questa sessione di mercato invernale. La palla passa, Villalba raddoppiato, riesce a scaricare palla, arriva Anas. Non riesce, poi di nuovo il suggerimento per Villalba. Schininà sul punto di battuta, arriva a Pilloni. Team Villalba, grande lotta con Lo Cicero, il pallone arriva a Maggi con il pallonetto, di nuovo tocco delizioso per Lo Cicero. Adesso gioca bene Latina che si presenta sulla tre quarti avversaria, si lancia a Schininà per difendere più spazio possibile, ma non c'è bisogno perché il pallone si spegne sul fondo. Joe Team se la prende comoda, forse anche troppo. Possesso sfumato. Riprende il possesso il Latina con Rabl. Prende Villalba. Ancora Villalba in mezzo a 2, viene spinto. L'arbitro però non fischia. Ora il Latina. Questa volta il pallone è uscito. Messa laterale di Aniene in posizione molto pericolosa. Vediamo come sfrutterà questa occasione la squadra di Mister Micheli. Anas, conclusione. Tavares. Joe Team. Anas la mette giù in 2 tempi. Ancora Anas, poi libera Villalba. La gran botta. Possesso, il pallone però si spegne sul lato. Quindi si salva il Latina a 15:22 dalla fine del match. Schininà anticipa Rabl. Rimessa laterale nero-azzurra.
Ancora Schinina si oppone al possesso nerazzurro. Aiello adesso cerca Tavares. Gioco di gambe di Tavares, se la sposta, poi il tiro che esce addirittura in fallo laterale con una deviazione. Anzi no, scusate, non c'è stata nessuna deviazione. Pilloni sul punto di battuta, la spedisce però in avanti e quindi di nuovo possesso Latina con Tavares. Scambio centrale, Villalba sottrae con la forza il pallone, la palla poi arriva a Schinina, deviazione, calcio d'angolo Aniene. 14:53 alla fine, fiammata improvvisa di Villalba. Pilloni, palla all'indietro per Schinina che lascia scorrere a Gio Team. Si riorganizza ora la Cyber Telaniene con Anas. Palla a Schinina. Sale ora la pressione dell'Aniene. Villalba ancora conquista un pallone, poi la spinta un po' ingenua in una zona di campo totalmente inoffensiva. Ora l'arbitro richiama anche un Edu Villalba un po' nervoso in questi ultimi secondi di gioco. Lo abbiamo visto prima protestare e poi anche commettere un fallo. Attenzione, ora Maggi stava per combinarla grossa. Aiello, Yander, ancora Aiello, a spazio si riorganizza la difesa della Cyber Telaniene. Ora però Yander in mezzo a due non può passare. Azione un po' confusa adesso. La cosa però importante per la squadra di Micheli è che l'Aniene ha ancora il possesso del pallone con Villalba. Tavares lascia palla a Aiello, fermato ancora da Anas. Tavares la tiene in campo, cambia tutto a cercare Aiello. Fallo commesso da Schinina. 13:15 alla fine del match. Schinina ha commesso il terzo fallo della Cyber Telaniene. Sanna anticipa, è solo davanti a Maggi, il tocco sotto, palo interno. Poteva essere un gol bellissimo, ma il palo ha negato la gioia a Rafael Sanna. Tiziano Faziani tocca il suo primo pallone. Schinina, Sanna, anche Tiziano Faziani, giovanissimo, classe 2003, grande protagonista dell'Under 19 e dell'Under 17. Gallo Cicero, pallone sporcato da Sanna, si riprenderà con una rimessa laterale per la Lynx Latina. Sul punto di battuta Johnny, prova lo spunto personale, pallone filtrante, capisce tutto Schinina. Ancora Johnny però con forza in mezzo a Anas, adesso non passa sulla pressione di Anas che da terra la porta via. Poi arriva Faziani con grinta e ci mette la gamba. Lo Cicero, il tiro di Rabl sembrava
non molto pericoloso, ma alla fine non è uscito di tantissimo. Anas, palla alta. Porta palla centralmente Lo Cicero, la lascia adesso a Palmegiani. Johnny impegna Taloni. Rimessa laterale per il Latina in una zona potenzialmente pericolosa. Vediamo come sfrutterà l'occasione. C'è Lo Cicero che si muove, il pallone rimane lì. Johnny stoppa e tira. C'è però Anas sulla traiettoria. Ora manca il tocco Anas. Per fortuna il pallone arriva a Joao Tim, che ci pensa lui con le mani. Anas dentro per Faziani. Una grande risposta di Maggi sul tiro di prima di Faziani. Grandissima azione adesso con Anas e il giovanissimo Faziani. Ma Maggi nega la gioia del primo gol in Serie A. Ora ancora Faziani, prova a restituire il favore ad Anas, ma la conclusione esce di poco. Ora Lo Cicero. Johnny, buono il pallone di ritorno. Taloni ci mette una pezza e la palla in fallo laterale. Batte velocemente il Latina ma sbaglia. Ora nel duello c'è gioco pericoloso fischiato a Rabl. Taloni, palla alta a cercare Sanna, palla troppo alta, Sanna non può arrivarci, ma comunque applaude e incoraggia il suo compagno, il suo capitano. Ora Maggi commette un errore clamoroso, ma Sanna non riesce ad approfittarne. Era praticamente sfuggito dalle mani il pallone nel momento della messa in gioco, quindi non potendolo ritoccare due volte ha di fatto concesso a Sanna l'1 contro 1. Ora Rabl, siamo già dall'altra parte. Taloni commette il quarto fallo della Saibert Laniene e viene anche ammonito. Rabl è costretto al cambio, viene adesso medicato, però sembra non essere un infortunio gravissimo, è uscito con le sue gambe, l'arbitro fischia. Concentriamoci su questa occasione del Latina. Yander, la conclusione potentissima, esce di pochissimo. Ora Tim, ennesimo lancio
Anas ha provato con una magia a tenerla in campo. Ora si fionda e riesce a recuperare il pallone. Anas la cede a Mazzoni, esterno della rete. Ma comunque c'è il calcio d'angolo non segnalato all'inizio. Sembrava infatti rimessa dal fondo e basta, ma poi è arrivato adesso il tocco di Anas sul suggerimento di Sanna. Pallone che non deve essere uscito di moltissimo. Fatto sta che Maggi è in grado di ricominciare da fondo. Ora Anas si muove taloni, il pallone per lui, prova il dribbling e poi Maggi qui compie un grande intervento proprio su taloni. Anas non riesce a tenerla dentro. Gianni, Lo Cicero, Yander, Gambola che finisce in porta. Yander, Lo Cicero, ancora Yander. Ora buon giro palla del Latina, si presenta pericolosamente vicino alla porta con questa conclusione di Lo Cicero. Palla però termina alta. Sanna, la protezione della palla non va a buon fine. Ora Nas, ancora l'ennesimo pallone recuperato, prova la conclusione in porta, esce di pochissimo. 9:51 intanto alla fine del match. Mazzoni si lancia sul pallone, conquista la sfera. Tanto il Latina ne cambia due. Yander sul punto di battuta, arriva a Greco. Schleder la lascia scorrere, c'è Parmegiani, ma la finta su Mazzoni che non abbocca e mette il pallone in fallo laterale. Villalba può andare contro Schleder, ancora Villalba, il tiro di Villalba e trova una grande rete. Edu Villalba, una gran botta con il mancino, va a trovare l'angolino sotto la traversa per la rete del 5-0 della Cyber Telaniene. Edu Villalba, tripletta, grande prestazione, ennesima grande prestazione per lui che era anche l'uomo copertina di questa sfida. Sua infatti l'intervista pre-gara nella consueta rubrica La voce dei protagonisti. Onorable conclusione in porta, bloccata in due tempi da Ciao Team. Se la prende con comoda ora Maggi, controllo così e così. Schleder per Rable che la fa scorrere dove però non ci sono maglie nero-azzurre. Dicevamo di Villalba che ha detto in sostanza saranno tutte finali queste della Cyber Telaniene. Sono cominciate quindi gli scontri dove l'Aniene deve prendere più punti possibili per centrare una salvezza che a inizio stagione doveva essere un obiettivo, non doveva essere un obiettivo, ma poi nel corso della stagione le varie sconfitte e i vari pareggi hanno portato la Cyber Telaniene a riconsiderare l'obiettivo stagionale. Ora calcio d'angolo Latina, questa conclusione potentissima di Aiello.
Villalba. Taloni imposta con calma, arriva Vinicius Mazzoni. Medici, spalla alla porta, spinto vistosamente dal suo avversario. Otto minuti e 6 secondi. Calcio di punizione Aniene. Si allontana Villalba. La rincorsa di Medici. Fischia l'arbitro, parte Medici, dentro per Villalba, la sponda. 12, 12, 12, basta lì, basta. Con pazienza. Non riesce a tenere il possesso Mazzoni su questo contrasto. Ora Aiello. Palmeggiani, spalla alla porta, il pallone per Aiello, il tiro di punta. Non può impensierire Joe Tim. Taloni guadagna la rimessa laterale, 7 minuti e 37. Mazzoni la chiama, prova una conclusione deviata, forse il pallone era anche per Medici. Ora Palmeggiani contro Breck, fermato. Ne palla lo Cicero, sfida Medici, raddoppiato. Tavares, ottimo spunto, ancora fermato da Mazzoni. Sta giocando una signora partita, il numero 35 giallo-nero. Ora lo Cicero, poco movimento dei suoi compagni, c'è Tavares. Aiello, spazio adesso per lo Cicero, ancora la finta, poi Tavares. Tavares lungolinea, provato il tiro da posizione impossibile. Già Tim ha risposto presente e ha messo la palla in calcio d'angolo. La palla alta, lo Cicero la stoppa, prova la gran botta, poi filtrante per Mirko Medici che trova la rete. Mirko Medici, 6-0, Seibert Lanieri. Gran parte del gol deve essere attribuito a Joao Tim, che ha fornito un assist spettacolare sullo spazio, ha mandato in porta il suo compagno e Lanieri sigla la rete del 6-0 quando mancano 6 minuti e 47 secondi alla fine del match. Fischia l'arbitro, si torna a giocare dopo la rete di Medici
E il time out chiamato dal mister Nitti. Vediamo adesso Aiello con la maglia rossa e Latina che gioco forza con il portiere di movimento, cercare un po' di accorciare la distanza con l'avversaria. Seguiamo questo giro palla con Lo Cicero che cerca Johnny. Ancora il Latina fa girare palla lungo il perimetro esterno. Pressato Lo Cicero da Medici, costretto a rientrare nella propria metà campo. 6 minuti alla fine. Johnny, tiro ribattuto, sarà rimessa laterale. Lo Cicero, Johnny. Johnny, buono spunto dove non c'è Joachim, c'è però Mazzoni, veramente devastante oggi in quanto a palloni recuperati. Ora Johnny cerca Aiello. La palla passa, ritorna indietro per Johnny. Adesso deve avere pazienza la Cyber Teraniene. Joachim, il tiro colpisce il palo. Stavo giusto dicendo, la Cyber Teraniene deve avere tantissima pazienza per sfruttare ogni minimo errore del Latina. Ci ha provato Joachim, la sua conclusione si è spenta sul palo. Ora buon guizzo di Rabl che trova un tiro cross per Yander sul secondo palo. Il pallone si spegne sul fondo. Ora Tim per Mazzoni, lo lascia lì, c'è Medici, ottima giocata di Medici. E poi però Lo Cicero, si lotta tantissimo adesso. L'Alba aveva provato ad intercettare il pallone. Ora Lo Cicero porta palla. Rabl per Aiello. Yander. Ancora Aiello. L'Alba spazio. Tiro molto impreciso. Tanto c'è Rabl a colloquio con il direttore di gara. Forse lamenta un tocco sul viso. Schinina con la testa per Sanna. Ancora Schinina di prima per Mazzoni che ha spazio. Può andare fronteggiato solo da Lo Cicero. Si accentra, cerca Sanna. All'indietro per Villalba che scivola però mantiene il possesso. La dà all'indietro per Tim. Si la sposta sul mancino. Poi ritorna col destro. La palla alta per Sanna. Impossibile da trattenere. 3:47 Maggi inizia l'azione nerazzurra. Johnny sfida e supera Sanna. Poi ritorna, restituisce palla a Yander. Di nuovo Aiello, maglia rossa. Improvviso tiro di Palmeggiani fermato da Joachim. Su questo filtrante era riuscito a calciare in porta. Adesso Villalba indietro col tacco. Johnny, grande chiusura. Mazzoni, fase molto concitata. Lo Cicero si salva in Latina con grande grinta. Ora Yander, tiro deviato, colpisce la struttura del Palatuliv e quindi sarà rimessa laterale a 3 minuti e 13 dalla fine del match, dalla fine della 17ª giornata
Ora Giao Team può provare a calciare, invece aspetta, serve Schirina che l'appoggia, non riesce il controllo sulla grande pressione sia di Maggi, sia di Aiello che di Yander. Ora Schirina la lascia lì, capisce tutto Yander, Villalba, grandissima chiusura, la palla è lì ancora di nuovo, pressione di Schirina, fallosa, secondo il direttore di gara. Le due squadre, mentre questo è stato il quinto fallo commesso dalla Cyber Terraniene, significa che per 2 minuti e 47 secondi la Lynx Latina potrà usufruire del tiro libero in caso di ulteriori falli commessi dalla squadra di casa. Ora punizione, c'è Yandel, pallone per Johnny, la tocca lo Cicero, poi Tim per un attimo ha pensato di tirare in porta. Johnny, assist involontario per Sanna, una grande parata di Maggi, concede la rimessa laterale alla Cyber Terraniene già battuta, con Schirina che prova a cercare Sanna in mezzo all'area, fermato dall'ottima copertura di Johnny. Dialoga adesso con Palmeggiani, lo Cicero, tanta pazienza, si gira palla in attesa di uno spazio lasciato vuoto dalle maglie gialle, pallone che passa esternamente, ancora Palmeggiani all'indietro per lo Cicero, Yander fermato da Schirina. Aiello, Johnny la lascia scorrere per lo Cicero, ancora Johnny, pallone di ritorno, Schirina, Villalba per Massoni che può andare solo contro Aiello che non è portiere, pallone sul secondo palo e arriva il poker di Edu Villalba. La Cyber Terraniene segna la rete del 7-0. Uno e 32 alla fine, la Cyber Terraniene ha segnato la rete del 7-0. Latina in ginocchio. Adesso la Cyber Terraniene proverà il clean sheet, mentre il Latina proverà con tutte le energie rimaste. Attenzione perché Sanna prende il pallone nella propria metà, nella propria area di rigore, e trova un grande gol, un gol che vale l'8-0. Dicevamo poco più di un minuto per il gol della bandiera del Latina. Entriamo adesso nell'ultimo minuto di gara. Johnny, Palmeggiani si gira sulla pressione di Pilloni, prova la conclusione, fermato anche da Villalba. Poi Sanna, può partire l'Aniene per Faziani di prima, il suo suggerimento non trova però il compagno. Una traversa, non trova poi il pallone Johnny sul tentativo di rovesciata. Poi ancora un palo di Rable, anche sfortunatissima il Latina in questo finale di gara. La Villalba ha provato a cercare Faziani. Johnny già dall'altra parte, il pallone passa, Joatim, grande risposta, salva la porta. 10 secondi, c'è Villalba, Sanna, la finta e anche Rafael Sanna realizza la propria tripletta, la rete del 9-0. Il Latina non c'è più, punteggio dilagato nel finale grazie alla doppietta di Sanna. 5 secondi
Inizia nel migliore dei modi il 2020 casalingo della Cyber Telaniene, che trova la prima vittoria in campionato, primi 3 punti guadagnati con una vittoria. E la Cyber Telaniene scavalca proprio la Lynx Latina e si libera dall'ultimo posto in classifica, ma la salvezza è ancora un obiettivo durissimo e le partite sono ancora tantissime.